Secondo il consigliere regionale Montanariello, la crisi che sta vivendo Oppo Veneto, l'organizzazione dei produttori ortofrutticoli, sta rischiando di mettere in difficoltà anche l'economia di Chioggia, in quanto l'organizzazione ha in mano il 37% di Chioggia Ortomercato. Montanariello sostiene: la cifra che il liquidatore molto probabilmente chiederà a Chioggia Ortomercato per concorrere a risanare il debito di Oppo avrà conseguenze pesanti sul nuovo assetto societario, con la possibilità reale di non riuscire a trovare nuovi investitori privati e ricadute pesanti su produttori, consumatori e lavoratori. Montanariello, con i colleghi Zottis e Zanoni, ha presentato quindi un'interrogazione in Regione sulla vicenda, che ha commentato affermando che lo stesso Comune di Chioggia dovrà prendere importanti decisioni in modo che il settore non venga messo in pericolo, a tutela del futuro dei produttori e dei lavoratori. Proprio qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro già così in vaschetta, già pronto. Sono state messe dei crostini, che è un tipico piatto italiano, e del prezzemolo, che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto.